Emergenza medici, Veneto, penultimo fra le regioni. Questo è il titolo sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Che la sanità veneta sia in affanno, che manchino medici, ma anche infermieri, operatori sociosanitari, altre figure professionali sanitarie, è un fatto noto, ma che la carenza di camici bianchi nella nostra regione sia così acuta e così grave rispetto al panorama italiano, ebbene questa è una novità ed è appunto una notizia. Lo confermano i dati Eurostat: 345 camici bianchi ogni 10.000 abitanti, peggio di noi soltanto il Trentino. Parla Andrea Benazzato, segretario regionale ANAO del Veneto, e dice: interroghiamoci su questi numeri, mancano gli specialisti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 23 maggio 2022, la prima notizia del giorno riguarda la sanità, la crisi della sanità pubblica in Veneto e non solo. Leggiamo l'articolo di Laura Berringhieri pubblicato sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Tra i reparti di emergenza urgenza del Veneto mancano 232 medici. Questo dice l'ultima rilevazione, si apre così il pezzo. Nel più recente concorso bandito da Azienda Zero per reclutare 173 anestesisti e rianimatori si sono presentati appena 30 specialisti e 110 dottori in formazione. La situazione in Veneto è drammatica e la regione è alla rincorsa degli specialisti per rimpinguare reparti ospedalieri sempre più nelle mani di cooperative private che già gestiscono il 70% dei pronto soccorso del territorio. Il problema però, e qui ci avviciniamo alla notizia, è che i dottori proprio non ci sono e questa è una peculiarità tutta veneta. Dati Eurostat alla mano riferiti al 2019, il nostro è il secondo paese europeo, quindi l'Italia, per medici attivi, 240.000, meglio fa solo la Germania con 345.000 dottori, ma anche una popolazione totale nettamente superiore. Con una media di 395 medici ogni 100.000 abitanti, l'Italia quindi è leggermente sopra la media europea, che è ferma a 390. Però se guardiamo il Veneto, invece i dati crollano rovinosamente. La media è 345 medici ogni 100.000 abitanti, quindi molto al di sotto della media nazionale, 50 medici in meno in sostanza ogni 100.000 abitanti. Peggio di noi soltanto il Trentino Alto Adige. E se la classifica viene ridotta ai professionisti dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, quindi escludendo i medici di famiglia, la situazione non migliora, perché in Veneto ci sono 165 medici dipendenti del sistema sanitario nazionale ogni 100.000 abitanti. In Sardegna sono quasi il doppio, 255 ogni 100.000 abitanti. C'è una disomogeneità enorme quindi tra le regioni. Benazzato dice: su questo sarebbe opportuno interrogarsi. Bisognerebbe capire perché la nostra regione sia assestata a livelli così bassi di personale medico, aggiunge il segretario veneto di ANAO. Altri numeri: grazie ai contratti legati all'emergenza Covid, negli ultimi 2 anni il saldo è stato di 85 medici in più, per far fronte però a una carenza che è un abisso, perché nel 2018 tra gli ospedali del Veneto avevamo quantificato una mancanza di 1.300 medici, in particolare anestesisti di pronto soccorso, radiologi, pediatri e psichiatri, dice Claudio Costa, dirigente regionale e coordinatore nazionale con la competenza sul sistema sanitario. La soluzione? Formare più specializzandi, formare più medici? Sì, ma anche qui c'è un problema. Nell'anno accademico in corso non è stato subito assegnato il 71,4% delle borse di specialità per medicina d'urgenza all'Università di Padova e ancora di più il 78,9% a Verona. Perché mancavano candidati, e quindi il problema è più generale. La professione probabilmente non è più appetibile, questa è un'analisi di Laura
Berlinghieri, servono gratificazioni sul piano economico e sul piano personale, dice Massimiliano D'Alasso, segretario veneto di AROI, il sindacato dei medici anestesisti. Forse, anzi probabilmente, il nodo della questione risiede qui, conclude la giornalista sui quotidiani del gruppo Gedi. Noi voltiamo pagina e ci spostiamo a Venezia, dove si è aperto almeno così pare, un dibattito sulla street art. E allora sulle pagine della Nuova di Venezia leggiamo l'articolo: la street art sbarca in piazza San Marco e finisce nel mirino della polizia locale. C'è l'opera di CHRPRN, che non ho idea di come si legga, che è comparsa vicino, anzi sul lato della torre dell'orologio. La foto quindi che occupa mezza pagina del quotidiano veneziano, con il campanile di San Marco e appunto l'opera in primo piano. Rappresenta una ragazza con in mano un cellulare e un riquadro con scritto Generazione Wunderlust. Dopo un controllo, per ora gli agenti hanno preferito lasciarla al suo posto. Leggiamo il poster incollato quindi sulla torre dell'orologio in piazza San Marco, comparso nei giorni scorsi. Questa è la didascalia sotto la foto. L'opera è stata realizzata da questo street artist italiano dal nome impronunciabile ed è stata rivendicata sui canali social, appunto, dell'artista. Ma allora Eugenio Pendolini, appunto, sulla Nuova Venezia si chiede: cos'è arte e cos'è imbrattamento? Qualcosa da conservare e ammirare, qualcosa da rimuovere in fretta e furia pur di ripristinare la situazione precedente. Si può partire da qui, da questa semplice constatazione, per tracciare una linea su ciò che è arte di strada e su ciò che non lo è. Si parla della bambina migrante disegnata da Banksy su un palazzo oggi fatiscente a dorso duro, e poi invece viene ricordato quello che viene definito l'incomprensibile sgorbio sulla chiesa del Redentore, quelle formule o simboli che si credeva fossero matematici, poi esoterici, invece non erano nulla di tutto questo. Comunque delle scritte nere su un fondo di vernice rossa applicata appunto alla chiesa del Redentore, comparsa la settimana scorsa. Ne avevamo parlato, ce ne eravamo occupati nelle puntate di Sveglia Veneto. Insomma, il dibattito sulla street art è aperto e infatti abbiamo un riquadro: sfregio al Redentore, ore decisive per risalire agli autori del gesto, ma in ogni caso la polizia locale è allertata. E a quanto pare c'è stato un dibattito anche su l'opera invece di street art comparsa appunto vicino nei pressi di piazza San Marco, e un dibattito tra polizia locale e anche polizia di Stato, e alla fine si è deciso di lasciare il poster, che tra l'altro è stato incollato in una porzione privata della torre dell'orologio. E c'è una domanda secondo me molto intelligente che fa Pendolini nel suo articolo: cosa potrebbe succedere in effetti se tra qualche anno quel poster, quel tratto di muro moltiplicasse esponenzialmente il suo valore di mercato, quello che era successo anche per appunto l'edificio dove era comparsa la bambina di Banksy lungo il Rio Ca' Foscari qualche anno fa, nel 2019. Ebbene, quindi la street art a Venezia, ma anche i rifiuti nei canali. La notizia sul Gazzettino di oggi: sedie, carretti TV, i rifiuti recuperati dai gondolieri sub. Finora 9 tonnellate di immondizie estratte dai canali. Una volta, spiegano i gondolieri sub, era una tradizione gettare tutto dalle finestre. 13 immersioni a partire dal 2019, la prossima in occasione del Salone Nautico a giugno. Ci sono le foto di questi rifiuti, frigoriferi, sedie che vengono recuperati dai canali. Ieri si sono immersi i gondolieri sub nei canali recuperando vecchi e nuovi rifiuti. Il prossimo intervento appunto a giugno. La politica. Nelle ultime ore, nei giorni scorsi, una polemica, un battibecco tra Massimo Giletti e Alessandra Moretti. Il primo si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha detto sostanzialmente: Alessandra Moretti è ancora innamorata di me.
L'eurodeputata veneta però smentisce e annuncia querele. Parla di intollerabili intromissioni nella vita privata. L'esponente vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti, che ha appunto reagito all'intervista del conduttore televisivo, lui alla fine si è scusato. Una vicenda quindi tra la politica e il gossip, ma questo è quello che ha da fornire oggi la cronaca politica veneta. E noi chiudiamo invece con una notizia flash curiosa. Arriva dal Trevigiano, la leggiamo sulle pagine del Gazzettino di oggi: il racket delle barbatelle, via 500 piantine di glera. Quindi rubate le barbatelle perché il prezzo, il costo della singola pianta è schizzato da 60 centesimi a 2 euro, pensate soltanto nell'ultimo anno, e quindi aumenta il racket delle barbatelle, un fenomeno appunto relativamente crescente. Con l'aumento della domanda cresce anche il valore del bene, soprattutto perché non è così facilmente reperibile. Non è soltanto il prezzo, spiegano i viticoltori, perché ci vogliono almeno 3 anni per ottenere le piantine, c'è tutta la trafila per l'impianto in zona DOCG, e quindi queste 500 piantine di glera che sono scomparse, ecco, c'è l'ipotesi che si possa trattare di un furto su commissione. Quindi l'ipotesi del racket, colpo a San Pietro di Feletto, nel cuore della zona DOCG, il business del prosecco, scrive il Gazzettino, fa gola ai malviventi. Ora cerchiamo di presidiare il campo e faremo denuncia alle forze dell'ordine, annunciano i viticoltori colpiti. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Di nuovo io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata, un buon lunedì e un buon inizio di settimana. A domani.